Intanto buongiorno a tutti, permettimi Bruno un ringraziamento particolare a questa bella sala, a questa organizzazione. Lo faccio personalmente, ma lo faccio a nome anche di tutta la mia bella squadra, della mia giunta, 10 dirigenti, come dire, che ho avuto la congiunzione astrale di prendere quanto di meglio ci poteva essere come rappresentanza dell'edilizia e poi anche insomma dal sistema apicale funzionariale dell'ingegnere Daniela Scaccia, che è il nostro segretario, e il dottor Marco Pantaleoni, che si occupa delle relazioni sindacali. Quindi io non posso, come dire, salutare tutti, prendo Roberto, ti ringrazio, la direttrice Tiziana Petternuzzo, veramente è stato un piacere stare con voi, abbiamo apprezzato una bella città, una splendida organizzazione e anche un confronto frizzante come mi aspettavo, ma comunque sempre in maniera positiva e propositiva. E in ultimo permettimi anche insomma di farti complimenti a te, perché insomma, qui la platea è composta da tante persone, poi qualcuno si è alzato, qualcuno si è messo... dobbiamo andare a pranzo, quindi taglia sui complimenti. No, un taglio. Però insomma l'unico che è rimasto qui dall'inizio alla fine qui è Bruno Panieri, quindi io penso che un applauso a Bruno. E con questo spero che tu sia così cattivo, insomma, nel farmi le domande. Intanto ti dico che non hai risposto alla domanda che ti porti a casa. Allora parto dalle considerazioni ultime dell'analisi della Puppa. Secondo me, come dire, i programmi per quello che verrà vanno fatti quando le cose vanno bene, perché è il momento migliore, perché c'è tempismo, c'è momento di riflessione, possiamo vedere anche in visione prospettica. Io non ci voglio ancora rinunciare ai bonus, ai super bonus, voglio che ancora rimangano, anzi chiederemo che siano strutturali. A me questa faccenda che l'unifamiliare debba finire ora mi pare un'eresia, non ci accontenteremo della proroga, ma chiederemo che rientri comunque nella strutturazione dei bonus, perché soprattutto le unifamiliari sono il lavoro per le imprese artigiane. I grandi condomini sono, come dire, appetibili, ma noi diamo il meglio quando dobbiamo mettere la nostra maestria e fare un lavoro fatto bene, e le unifamiliari rappresentano per noi una fetta di mercato importante. Per quanto riguarda questa analisi devo dire che sì, bisogna, però nell'ascoltare mi sono venute in mente alcune, non voglio dire criticità, alcune addendum. Noi dobbiamo sicuramente pensare a come poi li sfruttiamo questi beni pubblici, perché possiamo disperdere quattrini per sistemarli senza sapere cosa ne facciamo. Qualcosa ha proposto della Puppa, però io insomma penserei anche a una programmazione molto lunga, perché se ci deve essere un dialogo fra pubblico e privato, perché non, come dire, unire un interesse di un'impresa che vuole impiantare un'azienda all'interno di un patrimonio pubblico, che però insomma si prende in carico il costo della ristrutturazione, ma lo possa perlomeno gestire, che non so, per 50 anni, 70 anni, 100 anni, certamente non in 3 anni. E poi perché non riprendere quel concetto che sempre voi siete stati promotori qualche annetto fa, mi pare 6 anni, in un altro convegno sempre con l'intervento tecnico della Puppa. Tra l'altro partecipava anche un amministratore della mia città, l'architetto Barberis, dove si parlava di credito immobiliare, ovvero se proprio questi immobili non ne sappiamo che fare, mettiamo all'asta il volume, lo demoliamo, ci facciamo, che ne so, ci piantiamo degli alberi e poi dopo questo volume lo diamo a chi magari gliene manca un pezzettino per realizzare un progetto, e quindi consumo di suolo zero e il riutilizzo positivo dell'esistente. Ecco, dicevi piantare degli alberi, so che ieri pomeriggio ne avete piantato uno anche qui e so che insomma sostanzialmente con questo ci leggo due cose alle quali io credo tu sia molto attaccato. Intanto piantare l'albero significa essere vicino alla comunità. ANAEPA ha scelto questo sistema itinerante, insomma le giunte itineranti, e state pian piano andando in tutte le nostre principali sedi territoriali, ma piantare l'albero significa anche piantare il seme del mestiere.
no? Significa avere la speranza che ci possa essere una continuità, e so che insomma uno degli elementi più importanti che tu sei riuscito a portare dentro al nuovo contratto dell'edilizio è la figura del mastro formatore artigiano. L'albero, una volta piantato, va fatto crescere con un accompagnamento formativo. Tu hai sempre creduto nell'idea che questa cosa dovesse passare essenzialmente dall'elemento distintivo dell'impresa artigiana nelle costruzioni, che è il titolare, è appunto l'artigiano, e questa cosa l'avete portata a casa come sistema, soprattutto noi, insomma, come sistema Confartigianato. Ecco, come germoglia questo albero che avete piantato nel contratto col mastro formatore artigiano? Bruno, mi chiedi, noi in Toscana saizzi in matto alle sassate, cioè nel senso, se tu mi provi poi sai quanto tempo mi ci vuole, però dopo c'è un momento... Sappi che come tempo massimo c'è le 13:25 che c'è scritto qui nella scaletta. Va bene, c'è un momento... C'è 5 minuti. C'è un momento conviviale, però insomma, come tutte le cose piacevoli vanno anche guadagnate, sicché avranno un po' di pazienza nel sentirmi dire due di queste bischerate che magari in questo momento insomma le voglio condividere. Allora, è un discorso un capellino più ampio, ma si lega anche all'indagine di cui commentavamo un pochino prima. Cioè noi dobbiamo essere attaccati a quello che siamo stati, però dobbiamo avere anche una visione prospettica di quello che saremo come imprenditori. Perché guarda, il 110 ce l'ha insegnato, te hai parlato di resilienza. Sempre più il mercato ci chiederà, anzi direi che il mercato dà per scontato che le cose le sappiamo fare, perché questa è condizione indispensabile. Quindi quando ti chiamano, se ti chiamano e sei un'impresa artigiana, lo danno per scontato che sai fare. Quello che però ti chiedono delle competenze che vanno al di là del lavoro con le mani, e questa è una riflessione che noi dobbiamo fare, perché se tu vuoi affrontare il 110, il committente chiederà sì che tu gli metta il cappotto fatto bene, che tu sappia, come dire, stendere la finitura e che sia anche piacevole a vederlo, ma molto probabilmente ti farà anche delle domande su come può organizzare per cedere il credito, su come sono le condizioni legislative in quel momento, su come rapportare con le banche, su come un domani lui sarà responsabile. E tutte queste nozioni bisogna che tu gliele possa dare, perché tu vendi essenzialmente professionalità. Ecco, questo è il concetto dell'imprenditore artigiano nuovo. L'imprenditore artigiano che ha la droga del vedere la propria opera che si compie. Vedi Bruno, c'è un esempio particolare, mi viene in mente ora. Quando noi armiamo un solaio, armare un solaio vuol dire, come dire, dal nulla creare un altopiano su un edificio. È una pratica lunga, complessa, perché tu parti dall'impostazione dei piani, poi ci metti i puntelli, poi ci metti le tavole, poi fai l'impalcato, poi dopo ci metti i ferri, ci metti le pignatte, poi dopo insomma organizzi il parapetto, i ponteggi, e poi insomma dopo arriva magari il momento del getto, arrivano 3 botti di calcestruzzo, la pompa, e già lì ti piglia le prime ansie, perché se tu fai due conti, dice un camion peserà 240 quintali, porta 10 metri cubi di calcestruzzo, sono altri 250 quintali, ne vedi 4 o 5 e dici cavoli, qui in mezz'ora li metto sopra tutto il mio impalcato, ma che reggerà questo impalcato tutto questo peso? Insomma ti viene le prime ansie, no? E poi dopo cominci a buttare questo cemento con questa proposita, e guarda, quando spinge la pompa ne butta di questo cemento, e deve essere lì a stenderlo, a vibrarlo, quello lo tira, quello bestemmia perché inciampa, insomma. E poi alla fine insomma, quando l'hai gettato tutto, 300 metri di solaio, ti fermi, la pompa va via, c'è un momento di silenzio in cantiere, sei con i tuoi operai, e poi magari chiudi gli occhi e dici cavoli, ma allora sono capace di fare le cose, perché le vedi materialmente che crescano. Ecco, noi di questa droga bisognerà farne un pochino a meno nel futuro, perché noi bisognerà prevedere quello che dovrà succedere, avere delle competenze, passare questo sapere a qualcuno che per noi esegue le opere, e noi fare un pochino più i manager. Ecco, questo è lo sviluppo dell'impresa artigiana che vedo.
essere capaci di star lì a gettare il cemento, a fare un solaio, ma nello stesso momento fare una strategia d'impresa che ti permetta di dare soddisfazione ai tuoi operai e anche di portare degli utili, perché l'impresa deve fare utile. L'impresa deve fare utile. E allora potremmo anche, come dire, prendere il cammino per andare a lavorare in questi beni pubblici dismessi, perché lì si parla di beni pubblici, quindi contratto dei lavori pubblici, quindi un approccio differente al lavoro. Si parla di organizzazione, si parla di consistenza delle imprese. L'impresa media ora sono 4,7 addetti. In 4,7 addetti la sistemiamo una caserma? Io penso di no. Però se prendiamo 3 o 4 imprese artigiane di quelle che mi intendo io di 7 o 8 dipendenti, altro è una caserma sistemiamo. Sistemiamo la caserma e poi passiamo all'ospedale accanto. Però ci vogliono degli imprenditori 4.0 che non stanno a lavorare lì dalla mattina alla sera. Danno il proprio apporto con minor tempo e maggior qualità, perché vanno in cantiere la mattina, ancora di buio, i primi, organizzano il sistema, responsabilizzano i propri dipendenti e a quel punto lì devono avere anche il coraggio e superare l'ansia ad abbandonare il cantiere e andare in ufficio. Magari tu telefoni alla banca, tu parli con l'eventuale fornitore, tu fai una pianificazione degli investimenti, tu pensi alla possibilità di cedere il credito, al fatto di valorizzare anche le tue liquidità, di fare un investimento e di programmare il lavoro futuro. Ecco, noi questo bisogna identificarsi come imprenditore artigiano. All'interno di questo sistema c'è posto anche per l'imprenditore artigiano che può essere lui da solo, perché magari abbina questa sua importante capacità specialistica in un sistema più complesso dove c'è un imprenditore artigiano che riesce a organizzare tutto il gruppo, tutta la filiera dell'edilizia e delle costruzioni. Bene, e l'ultimissimo veramente flash. Tu la vedi rosa o la vedi buia? Allora, io ormai insomma ho degli annetti, ho cominciato a lavorare nel 1985 perché avevo visto mio babbo e mio nonno e ho visto l'andamento, un su e giù, e ho passato anche la crisi dal 2008 al 2019, io devo dire che insomma male non si sta con questo 110 o con questo super bonus, bisogna un pochino confessarlo, perché insomma quei listini sarebbero, come dire, il vero compenso al nostro lavoro. Siamo noi che si è lavorato sotto prezzo dal 2010 a oggi. Questa è la realtà delle cose, perché quello è quello che noi dobbiamo pretendere, dobbiamo dare quella professionalità che ti ho detto prima, però bisogna anche pretendere questi compensi qua. Io penso che ci sia tanta possibilità di sviluppo. Certamente bisogna approcciarsi in una maniera diversa, perché poi sarà il mercato a fare selezione. Allora, quando le cose vanno bene, cominciamo a riorganizzarsi, e questo magari è il messaggio che noi dovremmo lanciare. Il contratto l'abbiamo chiuso, abbiamo ottenuto tutto questo perché non ci siamo approcciati solamente nel discutere delle 5 lire, ci siamo approcciati sul merito. E i sindacati non erano preparati a questo tipo di riflessione, e allora lì abbiamo ottenuto tante cose: il riconoscimento del mastro formatore artigiano, la premialità per le imprese che investano sul sottoinquadramento. Aggiungo anche, e qui insomma bisogna anche dirlo, che noi siamo gli unici che abbiamo buttato giù un muro peggio del muro di Berlino, cioè noi possiamo variare l'orario di lavoro. Quando mai è successo nell'edilizia di poter variare l'orario di lavoro? E chi lo può fare? Solamente chi applica il contratto artigiano, segno distintivo di quello che noi rappresentiamo rispetto alle imprese che sono fatte di una persona, 2 geometri e ci fanno lavorare come matti. Noi di questo dobbiamo affrancarci. Questo è il messaggio che questa assemblea dovrebbe far suo. Io mi auguro, spero anche che tutto il lavoro che noi facciamo porti a un percorso propedeutico per raggiungere anche questi obiettivi.